Sì, ma non per il colesterolo totale. Il colesterolo, oggi sappiamo, in Italia non ancora, comunque così arriverà, che è un fattore di longevità. Hanno studiato in uno studio durato troppi anni, quelli che sono diventati centenari avevano come fattore comune un colesterolo totale alto, colesterolo LDL alto e anche ovviamente HDL alto, come fattore di longevità, ok? Ma quello che non va bene sono quei trigliceridi alti che ci dicono semplicemente che stai consumando troppi carboidrati. E quelli sono il problema. Quei trigliceridi alti sono pericolosi. Scaricati la lista gratuita degli alimenti e fai alimenti di tipo A e vedrai quei trigliceridi scendere di botto.